Legalità non solo annunciata a parole, ma praticata nei fatti. Palma di Montechiaro, dopo aver ricevuto nei giorni scorsi il premio intitolato alla memoria di Pio La Torre per l'efficienza nelle procedure amministrative, adesso intende difendere il proprio onore nelle aule giudiziarie e così il sindaco Pasquale Amato ha creato un significativo precedente annunciando che Palazzo degli Scolopi si costituisce parte civile al processo aperto ieri nei confronti dell'autore di una pesante intimidazione nei confronti del comandante dei Vigili Urbani. Il fatto è avvenuto nell'aprile scorso, durante la processione del Venerdì Santo. Uno dei portatori della Vara del Cristo, Salvatore Vella, ha cominciato ad inveire e a minacciare l'ufficiale Salvatore Damanti. Non siamo alla ricerca di risarcimenti in denaro, sottolinea Amato, ma non intendiamo assumere posizione di distacco da chi, operando nell'esercizio delle proprie funzioni, difende l'applicazione delle leggi e il rispetto delle regole, attuando la missione delle istituzioni. Anzi, gli dobbiamo rispetto, altro che lasciarli soli, prosegue il sindaco, secondo cui sarebbe un distacco non ammissibile in un contesto omertoso come il nostro, dove le istituzioni devono operare tenendo all'alta l'attenzione e non lasciare annacquare i propri comportamenti. Siamo consapevoli, conclude, che dietro le manifestazioni di buonismo o giudiziose non di rado si cela l'humus mafioso che tenta permanentemente di sottrarre chi delinque dal giudizio delle istituzioni, e noi non possiamo lasciare spazio a comportamenti così ambigui, e non può essere che così, se vogliamo credere di essere degni rappresentanti dello Stato e interpreti autentici delle sue regole. E rimanendo a Palma di Montechiaro, sempre sul fronte giudiziario, sono state rinviate a giudizio 5 persone ritenute in qualche modo responsabili del ferimento di 3 operai rimasti folgorati dai tralicci dell'energia elettrica. Per il giudice dell'udienza preliminare, Alfonso Malato, i 5 responsabili di una ditta accusata di aver provocato gravi ustioni a 3 operai. Andranno a processo Domenico Conigliaro di Porto Empedocle, titolare della ditta Flex Trust, esecutrice dei lavori, e i palmesi Lillo Scrofani, Rosario Zarbo, Pietro Zarbo e Salvatore Provenzani. La prima udienza in programma è il 18 gennaio davanti al giudice Maria Alessandra Tedde.